Contratti, un cambio di passo. Corriere del Veneto, 16 febbraio 2021. L'introduzione di un nuovo modello di inquadramento professionale e la conferma del diritto soggettivo alla formazione per lavoratrici e lavoratori. Sono questi i punti più promettenti dell'intesa raggiunta lo scorso 5 febbraio sul nuovo contratto di lavoro del settore metalmeccanico per il triennio 2021-2024. Dopo 48 anni, il contenuto delle declaratorie contrattuali passa dalle categorie al livello di professionalità e ai campi professionali. I ruoli vengono qualificati in termini di responsabilità, operativi, tecnico-specifici, specialistico-gestionali, di gestione del cambiamento e innovazione, e sono descritti con criteri quali autonomia, competenza tecnica specifica, competenze trasversali, partecipazione al miglioramento, polivalenza, polifunzionalità, miglioramento continuo, innovazione. C'è chi dice, a ragione, che questo contratto collettivo è il partner ideale per il noto Piano Nazionale Industria 4.0 e che questa coppia genererà la trasformazione digitale delle fabbriche. Per il settore metalmeccanico, che in Veneto occupa 235.000 persone tra industria e artigianato, è un cambio di passo. La ragione è presto detta. La categoria è un concetto statico, mentre il livello di professionalità è dinamico e dipende dal contesto organizzativo. L'innovazione tecnologica, che modifica i processi di produzione, amplifica o deprime valore e rilevanza delle competenze possedute. La capacità di assumere ruoli diversi nella stessa area di attività, polivalenza, è valorizzata nelle imprese con organizzazioni del lavoro agili e meno gerarchiche, ma rimane inespressa e latente in altre. Questo scenario apre alle parti sociali inediti spazi di contrattazione decentrata, territoriale o aziendale, che dovrà ispirarsi ai principi del lavoro sostenibile. Da un lato, estendere l'area del lavoro dignitoso e contrastare la diffusione di quello povero con il welfare contrattuale. Dall'altro, creare le condizioni per una giusta transizione verso le nuove modalità produttive e organizzative, che vuol dire riallineare la filiera scolastico-formativa, formare le competenze e certificarle. Avere ribadito che la formazione è un diritto soggettivo offre una concreta chance al lavoro sostenibile. Dopo averla creata, le parti sociali sapranno anche coglierla. Almeno per il Veneto, la risposta è ragionevolmente positiva. Nella seconda metà del 2019, i sindacati metalmeccanici del Veneto, con l'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, hanno progettato un piano di alfabetizzazione digitale per il lavoro operaio e lo hanno portato dentro le fabbriche. C'è chi ha imparato ad aprire e gestirsi l'identità digitale per interagire con il datore di lavoro, per entrare nelle piattaforme online e disegnare il piano di welfare per sé e famiglia o visualizzare il fascicolo sanitario. C'è chi ha capito cosa vuol dire Internet delle cose, realtà aumentata, big data, stampa additiva e in che modo tutte queste cambiano e rendono più competitivi i prodotti che le persone realizzano con impegno e intelligenza. C'è chi ha ibridato il portafoglio di competenze con quanto basta delle skill digitali per potenziare la sua occupabilità ed essere protagonista del cambiamento dei sistemi produttivi. Tra novembre 2019 e dicembre 2020, nonostante il lockdown, l'iniziativa ha erogato più di 20.000 ore di formazione in orario di lavoro. Vero è che una manciata di metalmeccanici, 1.000.000, è come quella rondine che da sola non fa primavera. Ma non c'è dubbio che i contenuti della nuova intesa sono come uno stormo di rondini che annuncia la fine dell'inverno della formazione e ci porta alla primavera di Industria 4.0 e Lavoro 4.0. La ripartenza post-Covid ringrazia.